Eccola qua, la stretta di mano proprio in diretta, la stiamo prendendo in mano, tutti e due i sindaci, già si festeggia, siamo proprio live, come si dice in questi casi, sono le 21:12, i due, possiamo dire, già sindaci del comune di Rivignano e di Teor festeggiano perché da qualche minuto le urne hanno sancito la fusione dei due comuni. Due sindaci contenti, è stato un voto popolare molto importante, un voto popolare che ha detto qualcosa anche a livello di numeri, perché si pensa, mentre per quanto riguarda Rivignano possiamo confermare un voto bulgaro, per quanto riguarda Teor invece c'era all'inizio un po' di suspense, poi man mano che uscivano i voti si capiva che insomma la tendenza era più che positiva. Adesso andiamo a sentire i due primi cittadini che discutono, andiamo a disturbarli. Allora, innanzitutto sentiamo Matteusi cosa dice. Bisogna dire che sono molto contento del risultato, soprattutto dell'affluenza alle urne. Portare a votare il 70% dei nostri cittadini aventi il diritto al voto non era facile, in un momento in cui la politica soffre di antipatia. La carica emotiva dopo le ultime lettere, le ultime novità dell'ultimo momento del Comitato del No ci ha dato uno sprone, ci hanno dato una carica emotiva in più e abbiamo messo fuori tutte le energie che avevamo dentro di noi per portare a questo bel risultato. Forse mi permetta, l'autogol da parte di qualcuno ha dato un'ulteriore spinta nel suo comune a votare sì. Nel calcio vince sempre chi fa un gol in più, autogol o non autogol, l'importante è... Come diceva Lidolm, non conta quanti giocano, ma chi gioca. Io Lidolm non l'ho seguito perché era di tanto tempo fa, comunque sono saggezze che derivano dalla vita, ma anche il calcio ne distribuisce questi esempi di saggezza. Adesso possiamo dirlo fuori il sasso senza nessun problema, i suoi cittadini l'hanno confermato, insomma, in tempi di spending review bisogna fare queste fusioni. Sicuramente sì, adesso a parte gli scherzi è un momento critico dell'economia, è un momento critico dei rapporti sociali fra le persone, c'è un disinteresse per cui arrivare caricati in questo momento ci dà la possibilità di lavorare più sereni, consci che abbiamo avuto un mandato, perché questa è la prima tappa di un lungo percorso. Non si ferma qua, la battaglia va avanti per dare un servizio sempre più qualificato o migliore per i nostri cittadini, per cui abbiamo ancora tanto da lavorare. Domani è un altro giorno e si vedrà. Questo lo vedremo, sicuramente ci godiamo un momento di felicità, di gioia e di festa. Lo vedevo mentre stavamo aggiornando attraverso Facebook i dati, un sindaco distaccato, nel senso era lì tranquillo, però insomma al 60% dello spoglio. Ma sì, io sinceramente sapevo che i nostri cittadini sarebbero stati saggi, ragionevoli, avrebbe prevalso il buonsenso. Certo non mi aspettavo queste percentuali così alte, davvero plebiscitarie per il sì, sia a Rivignano e sia anche a Teor, e quindi vuol dire davvero che i cittadini sono sempre avanti. Anche in questo caso che avevamo proposto qualcosa di innovativo come questa fusione, i nostri cittadini sono stati capaci di essere ancora più avanti di noi e ci hanno sorpreso molto favorevolmente. Ora inizia il bello. Ora inizia il bello, con questo, sulle ali dell'entusiasmo di questo grande consenso popolare possiamo iniziare a lavorare per creare questo comune nuovo che darà davvero, e lo vedremo, magari non subito ma col tempo lo darà, una grande occasione di sviluppo per per le nostre due comunità. Qualcuno qualche anno fa, arrivando sulla Luna, disse è il primo passo dell'uomo verso l'umanità, no? Per quanto riguarda questo referendum, che frase possiamo coniare? Ma direi che insomma, il paragone con la scoperta della Luna è certamente troppo elevato per noi. Noi siamo piccoli, non abbiamo fatto nulla di eclatante, noi siamo piccoli, però spesso anche a una prima piccola goccia può seguire un temporale, e spesso questa pioggia è una pioggia purificatrice. Allora, se vogliamo una frase, direi che una citazione di Manzoniana a memoria, la veniva giù a secchie e la lavava via il contagio. La provincia è presente, Assessore Teghil, un grande risultato. Sì, è un risultato direi scontato, perché i cittadini di Rivignano e Teor avevano capito anche durante questa campagna referendaria la bontà di questa iniziativa, quindi gli amministratori sono stati premiati e sicuramente anche il territorio sarà premiato in futuro con un maggior beneficio per i servizi, una razionalizzazione dei costi, una risposta anche all'economia del territorio. Era visto un po' come un laboratorio che ha dato ottimi risultati.
Sì, sicuramente è un ottimo risultato e poi un laboratorio che darà sviluppo a nuove iniziative del genere. Don Brida, l'appello ha funzionato, la gente ha dimostrato che con l'intelligenza si riesce a fare quello che forse la burocrazia non riesce. Sì, certamente, ma il lavoro più bello e più grosso lo hanno fatto proprio i sostenitori del comitato del sì di tutti e due i comuni, e quindi un plauso, e poi un plauso che è stato proprio confermato dal risultato, insomma. Abbiamo parlato la volta scorsa proprio dell'importanza, no? Poi lei in un certo senso è già il sindaco dei due comuni. In un certo senso sì, anche se le due cose non sono così automatiche, però posso dire senz'altro che a livello di comunità ecclesiale c'è già di fatto una collaborazione tra le parrocchie dei due comuni, no? E anche a livello civile senz'altro c'è già collaborazione in tanti ambiti, in tanti settori. Io vedo anche la stessa gente, insomma, no? Quindi è una cosa anche naturale questa, è una cosa naturale, ma come dicevo la cosa che mi ha convinto anche di più in questo senso è stata innanzitutto il fatto che non c'è maggioranza e opposizione. Qua non si tratta di scelte politiche in senso stretto, ma è una politica proprio a servizio del bene comune, secondo me. E quindi in questo senso, allora io vedo proprio, come dicevo, l'unica strada per il futuro, per poter anche pesare qualcosa, per poter farsi sentire. Questo è il primo passo positivo. Senz'altro, però si dice pure il proverbio, no? Chi ben comincia, ecco, e allora avanti tutti. Suoniamo le campane. Beh, quelle adesso sono già a dormire, lasciamo le quiete, suoneranno insomma, ecco, ma senz'altro nel cuore suonano le campane. Che protezione civile sarà adesso? Beh, speriamo sia più forte e speriamo anche di avere molti più volontari che partecipino all'attività della protezione civile. Noi qua abbiamo abbastanza lavoro sul fiume e su tutte le attività che facciamo con la protezione civile a livello regionale. Speriamo sia un inizio migliore per tutta la comunità. Questa fusione sancisce già un lavoro esistente tra i due comuni. Sì, c'è già una collaborazione che va avanti da tempo con la protezione civile di Rivignano, anche perché il volontariato di Rivignano, non solo per il numero di abitanti, ma è molto più grande di quella di Teora. Abbiamo sempre collaborato con Rivignano, siamo stati la spalla di Rivignano. Massimo Tonizzo festeggia, lo vediamo proprio in diretta, live, per sentire da lui proprio col boccone in bocca. Era quello che stava aggiornando il sito del comune per quanto riguarda i risultati, insomma multiuso. Beh sì, la festa penso che sia abbastanza legittima a questo punto, sono estremamente soddisfatto, è stata una sfida non da poco, tra l'altro essere come referente, come responsabile della campagna di sensibilizzazione, oggi qui ero molto teso, forse più teso di tutti, perché in effetti questi risultati un po' dipendevano anche, se vogliamo, da quella che è stata l'informazione che in questi mesi e mezzo abbiamo coordinato qui a Rivignano. Il risultato è abbastanza schiacciante e importante, al di là dell'affluenza, ma insomma anche poi la giornata oggi non si prestava molto per uscire a votare, però direi che oggi a Rivignano abbiamo scritto una nuova pagina di storia e sono veramente convinto che la gente ha capito qual è il significato di questo voto e niente, sono felice e ringrazio tutti coloro che hanno votato sì e soprattutto ringrazio tutti coloro che in questi mesi si sono adoperati per promuovere questo sì a tutta la popolazione. Grazie come sempre per l'ascolto, alla prossima.